Una professoressa che lavorava con me a Bruxelles diceva sempre, ma lo diceva già molti anni fa, poi questa cosa adesso si è avverata in pieno, diceva il viaggiatore si sta trasformando in conquistador. Una domenica mattina mio padre mi portò, facevo penso la prima o la seconda elementare, a vedere il museo archeologico a Bologna e io non volevo più uscire, ha dovuto trascinarmi fuori a forza. Ricordi magari cosa hai visto nello specifico che ti aveva particolarmente illuminato? Le tombe etrusche, è stata una sì. I sarcofagi egizi mi facevano un po' paura, però il fascino c'era e io lì ho avuto questo colpo di fulmine. Non c'è l'isola di Atlantide che affiora, ma ci sono tanti dati letterari, linguistici, mitologici, anche archeologici in parte, ma anche legati ad altre discipline che ci fanno vedere che è possibile che Atlantide sia esistita davvero. Ti chiedo qual è, o meglio, perché il turismo di massa sta diventando un problema globale. Non puoi proibire. A chi proibisci di viaggiare? Con che selezioni? Devi selezionare? No, non si può, no. Ma la preparazione sarebbe importante e poi io non sono così critica nei confronti del numero chiuso, perché purtroppo questi patrimoni che abbiamo, parlo di tutto il mondo, cioè l'accesso a questi patrimoni va limitato, va dilazionato. Ben arrivata! Grazie! Ciao Maria! Ciao! Come stai? Bene, grazie, bene, tutto a posto. Benvenuta e bentornati a Campuscast. Grazie mille. Il nostro podcast. Molto contenta di essere qui. Di chiacchiere presso la sede di British School a Bassano del Grappa. Abbiamo con noi per la prima volta, devo essere molto contento di questa cosa, una storica, un'archeologa, una divulgatrice e mi hanno detto tour leader. Sì, anche questo è il lavoro, diciamo. A tempo perso? Sì, no, il lavoro è quello di tour leader. Maria si ritrova in quella situazione nel dover distinguere quella che è la fondamentale differenza tra turista e viaggiatore nel momento in cui si mette a lavorare. Sì. Molte persone viaggiano, visitano luoghi straordinari, magari senza rendersene conto, incontrano culture diverse e nemmeno se ne accorgono, appunto senza fermarsi davvero a capire o a interpretare, analizzare ciò che stanno vedendo, ciò che stanno vivendo, ciò che li circonda. In questa conversazione, appunto, useremo l'esperienza di Maria per riflettere su cosa significa osservare il mondo con curiosità e attenzione, spirito di ricerca, essere più viaggiatori e meno turisti. E un po' più umili. Magari. E da questa puntata proveremo a portare a casa le tue esperienze, dei buoni consigli di viaggio, non in termini di destinazione, ma in termini di modalità di approggio. Modalità di viaggio. Okay. Capiremo da te come nasce e si coltiva una passione che può accompagnarti, magari prima ancora di capirla, di interpretarla, di darle un nome, viverla come una passione, appunto, e trasformarla in una professione. Capiremo perché il modo in cui guardiamo il mondo cambia completamente ciò che impariamo man mano che visitiamo luoghi nuovi, man mano che incontriamo nuove culture. Cercheremo di capire cosa distingue un viaggio che arricchisce da una semplice vacanza, nonostante sappiamo di aver bisogno anche della semplice vacanza. E perché conoscere la storia e il passato dell'umanità può cambiare il nostro modo di vedere il presente e, come viaggio di ritorno, cercare di reinterpretare anche il passato il più passato possibile. Certo. Perché nella tua missione di divulgatrice storica, divulgatrice scientifica, divulgatrice archeologica anche sì. Hai interpretato, reinterpretato, stai ancora reinterpretando, perché appunto parleremo di quello che è un tuo libro, di quello che sarà il follow-up, la seconda stagione in termini di Netflix, il seguito di appunto una tua pubblicazione fatta appunto in collaborazione con altri professionisti,
di cui però, no spoiler, ci arriveremo dopo. Dimmi Maria, da dove vieni? Questo, lo diciamo sempre, è un podcast con forti accenti veneti, in questo caso il mio, e grandi propensioni e direzioni internazionali, in questo caso le tue, ecco. Anche se un po' di Veneto lo vivi e lo coltivi anche tu. Ti sei trasferita da Bologna, attraversando mezzo mondo io le valli del Lago Veneto. di Garda, esatto. Vivo sul Lago di Garda, però l'accento veneto non ce l'ho, io resto bolognese. Rimani bolognese e continua pure ad essere bolognese. Raccontaci, da dove comincia la formazione, da dove comincia lo studio, da dove cominciano le domande che Maria si fa per arrivare a essere appunto una tour leader di viaggi e non di vacanze. Allora, nasce tutto da una passione. La passione è quella per l'archeologia e la storia. Questa è una passione della quale mi sono resa conto quando ero piccola. Il primo museo che ho visitato è stato un colpo di fulmine, una sindrome di Stendhal, quindi l'archeologia e nient'altro. Non ho avuto dubbi negli studi, quindi ho portato avanti questa passione. Avevo un'alternativa a un certo momento che poteva essere il giornalismo, perché mi piace molto scrivere, però dovendo scegliere ho scelto di continuare di fare l'archeologa. Poi a un certo momento fare l'archeologo vuol dire molte cose, anche faticose, vuol dire sia faticose per lo scavo in sé, sia burocratiche, perché oggi fare l'archeologo, oggi ancora più di prima, vuol dire dipendere da ministeri, da enti, da soprintendenze, quindi la burocrazia è tanta. Infatti quando ti ho visto entrare qui a scuola da noi mi aspettavo una Freya Stark, mi aspettavo una Indiana Jones, e invece no, è una Maria Longhena. Indiana Jones d'estate magari, sì. E a un certo momento mi si è presentata l'occasione di organizzare viaggi, perché facevo a un certo momento, parecchi anni fa, ho cominciato a fare dei corsi per le università degli adulti, università del tempo libero. Da lì gruppi di persone mi dicevano: perché non andiamo a vedere questo, perché non andiamo a vedere quest'altro? E così pian piano, diciamo, quello che era un hobby è diventato un lavoro. Quindi l'archeologia ha deviato, cioè la ricerca archeologica rimane come impostazione, però c'è stato un percorso diverso, un percorso nuovo che è stato quello di accompagnare. Hai scavato un nuovo sentiero. Ecco, ho scavato un nuovo sentiero. Naturalmente fino a un po' di anni fa era una cosa molto libera, forse anche troppo. Poi sono arrivate nuove normative, nuove leggi, per cui è necessario avere patentini, distinguere. In Italia, a differenza di altri paesi, c'è una distinzione, sono due patentini diversi fra quello dell'accompagnatore o tour leader, come si dice, e quello della guida turistica, che in alcuni casi, dove c'è spirito collaborativo, si possono integrare, in altri casi no. Dipende dalla fiscalità di chi lo riceve. Dipende dalla fiscalità, sì. No, del luogo dove ti trovi, più che altro, del luogo dove ti trovi. Quindi, e da lì quindi è nata pian piano questa passione, questo binomio storia-viaggi è diventato un lavoro. Se vuoi migliorare davvero il tuo inglese, inizia nel posto giusto. British School offre corsi di alta qualità per adulti, ragazzi e bambini, con un metodo efficace e orientato ai risultati. Contattaci ora e prenota la tua consulenza. Il momento giusto è adesso. Quali sono state le difficoltà? Andiamo subito a un punto abbastanza critico, le criticità con cui ti sei trovata. Una, l'abbiamo sentita adesso, appunto quella della mera burocrazia nel poterti definire tour leader o accompagnatore o guida turistica. Cosa che tra l'altro, se non sbaglio, esiste soltanto in Italia. Soltanto in Italia, sì. Perché i colleghi stranieri fanno l'una e l'altra cosa, hanno un patentino e serve a quello, ecco, quindi... E penso che nessuno neanche gli controlli per paura appunto di incappare in qualche radego internazionale. Radego è una parola estremamente veneta. Infatti, che ti ho insegnato in questo momento. Ecco, che io non ho capito, ma faccio finta di nulla. Beh, già l'onomatopea diciamo che aiuta a capire che è qualcosa di difficile da affrontare. Bene, sì. Criticità, difficoltà, oltre a questa, magari percezione di quello che magari era la tua interpretazione della presentazione della storia, della narrativa della storia, e quello che invece magari componenti del gruppo che tu portavi o anche situazioni, diciamo, di circostanza in cui ti trovavi non rispecchiavano ciò che era la tua missione di
presentazione della storia, di descrizione della storia? Allora, dal punto di vista culturale, diciamo prettamente culturale, non ho avuto grosse difficoltà perché il tipo di viaggi richiedeva appunto, cioè ha sempre richiesto un certo tipo di interesse, questo interesse c'era. Quindi le persone... Le premesse positive. Positive. Le persone che mi seguivano, mi seguono, sono persone che hanno grande interesse per la storia, anche per la natura. Adesso non deve essere una cosa monotematica, la natura, il paesaggio, l'arte, ecco. La parte invece diciamo negativa, che purtroppo si è molto enfatizzata di recente ed è peggiorata col tempo ed è peggiorata soprattutto dopo il Covid, visto che il Covid da questo punto di vista è stato uno spartiacque. E ecco, è l'esigenza, sono le esigenze dei viaggiatori. I viaggiatori che si sono allontanati, non tutti, parliamo di maggioranza, si sono allontanati sempre di più da questo spirito di viaggiatori e sono diventati sempre più esigenti e l'esigenza porta a volte poi all'arroganza e alla prepotenza. E questa è una cosa molto, molto dolorosa e molto spiacevole. Parlavamo infatti all'inizio di umiltà. Esatto. Cosa che dovrebbe contraddistinguere il viaggiatore esatto. E invece l'essere esigente che contraddistingue il turista, perché dice pago, voglio. Una professoressa che lavorava con me a Bruxelles diceva sempre, ma lo diceva già molti anni fa, poi questa cosa adesso si è avverata in pieno, diceva il viaggiatore si sta trasformando in conquistador, che è un'idea che rende. Ecco, e purtroppo adesso io ho constatato che questa cosa è sempre più forte, sempre più palese, mi dispiace dirlo, l'ho notato soprattutto nei connazionali, ogni tanto mi capita di portare via anche gruppi di non italiani e va un po' meglio, mi dispiace dirlo, ma è così. Che valori riconosci nel viaggiatore che sarebbe bene cominciare a pubblicizzare di più, far conoscere, dare effettivamente valore a quel valore? Allora, la prima cosa che sembra la più banale, ma che per me invece è importantissima, è il mangiare, cioè il rispetto della cucina diversa, che è una cosa difficilissima da fare. Parli con un Leo che ha vissuto per 12 anni in Gran Bretagna e ha fatto delle vacanze, in questo caso, con gruppi di turisti britannici che si aspettavano incondizionatamente di avere la English breakfast, un pranzo con ciò che poteva di meglio essere importato dalla Gran Bretagna e guai a non fargli avere un tea time. Allora, questo mi consola, non sono solo gli italiani. Non sono solo gli italiani, non sono solo gli italiani, anzi nel gruppo di persone anche abbastanza esteso che ho, vedo che sì, si continua diciamo a preferire quella che è la cucina di partenza, ma si prova qualcosa di nuovo. Raramente, per fortuna, trovo italiani in ristoranti italiani all'estero. E invece purtroppo ne conosco tanti e ne ho sempre trovati tanti e ho trovato anche persone di gruppi che lasciavano il gruppo per andare a cercare il ristorante italiano. Questa è una cosa che secondo me, che nella mia esperienza, sulla base della mia esperienza, ho visto peggiorare o comunque rimane lineare, però se manca la curiosità per il cibo si perde già la metà del viaggio. Quindi si parte da esigenze primarie, sono il nutrirci, ma nutrirci con ciò che il luogo mette a disposizione. Il luogo offre, per conoscere il luogo, per venire incontro alla gente, per sentire sapori che tanto dopo a casa non sentirai, oppure li potrai sentire ma non sempre, e per capire meglio, per capire i profumi, già un tipo di caffè, di tè, un tipo di bevanda, una spezia, poi magari non ti piace, però poi magari non la mangi più a casa, però provare qualcosa di diverso. Apprezzo, perché è un valore seppur per me quasi scontato, ma importantissimo. No, importantissimo. E andando oltre, quindi valori in questo caso di approccio, di metodo, di osservazione, di condivisione del momento culturale in cui ci si trova, quali potrebbero essere? Potrebbero essere quelli di anche avvicinarsi un po' di più al modo di pensare diverso del popolo, delle persone con cui ti trovi,
che può essere l'aspetto culturale, l'aspetto religioso, l'abbigliamento. Ecco. E questa è una cosa molto molto importante. E questo come può essere, non dico raggiunto, ma avvicinato da un... A questo punto il tragitto è un turista che volesse fare il viaggiatore. Con la preparazione, cioè prepararsi prima, preparare da parte delle persone come del noi, tour leader, così, come nel tuo caso. delle agenzie anche, e la maggior parte delle agenzie non lo fa, e questa è una pecca, cioè l'agenzia ti butta, ti propone, e io sono abbastanza critica da questo punto di vista. E anche un prepararsi, cioè chi viaggia, non chi va in vacanza, chi viaggia dovrebbe anche un po' prepararsi a sapere che va a trovare cose diverse. Quando dico cose dico in senso lato, persone, aspetti culturali, animali, eccetera. Ecco. E questo è molto importante, sarebbe molto importante. E in tutto questo capisco la preparazione e la formazione è una cosa fondamentale sia per chi accompagna il viaggiatore, diamogli un nome, ecco, chi accompagna il viaggiatore, che il viaggiatore stesso. Il viaggiatore stesso, quando parte con questo presupposto, probabilmente è molto più propenso a dire cerco di acquisire il più possibile dalla destinazione in cui mi sto recando, dal contesto, dall'area culturale, dalle lingue anche, magari incontrerò. Dalle lingue, dai riti religiosi, tutto quello che è. Di contro, subentra l'elemento economico. E quindi dove c'è il giusto equilibrio? Ovviamente un turista che sta facendo non un viaggio ma una vacanza esige quel tipo di anche momento di fiato, di relax, di relax, di riposo, quando invece un viaggiatore hardcore è lì che sta cercando proprio di acquisire il più possibile da ciò che e deve prendersi una vacanza quando torna a casa per riprendersi da quello che è. Ma anche in questo caso si potrebbe evitare tutto questo se ci fosse la preparazione, perché io spesso anche di recente... Come ci si prepara in maniera equilibrata ad essere viaggiatori? Attenzione, equilibrata. Equilibrata, cioè tu dici prepararsi... Senza stress. Senza stress, senza stress. Pensare. Bene. Pensare a dove uno va, a cosa fa. Informarsi, e oggi l'informazione non manca, perché oggi molto più di una volta, devo dire, se uno si metteva in viaggio 30 anni fa, ma già anche forse 20 anni fa, comunque sicuramente 30 anni fa, 40 anni fa, c'era più cioè uno improvvisava, le notizie non erano così tante, quindi c'era il rischio di imbattersi in qualcosa di poco conosciuto. Adesso questo no, adesso ci si può preparare benissimo. Allora, prima di tutto leggendo, informandosi, pensando, perché non tutti i posti sono fatti per tutti. Ci sono alcuni luoghi, io stessa in alcuni luoghi non vado, cioè non sono andata, poi magari se capita l'occasione vado, ma dovendo scegliere, perché uno purtroppo non può andare ovunque, uno ha delle priorità. Allora, chi viaggia, prima di tutto capire appunto se vuole fare la vacanza, allora se vuole riposarsi, la vacanza, relax. E non venire in viaggio, come mi è capitato molto di recente, con alcune persone che dicevano ma qui io con tutte queste città romane mi stanco, io volevo riposarmi perché lavoro tutto l'anno. Vuol dire che queste persone in buona fede non si sono preparate, non hanno letto il programma e non sanno che ci si stanca a vedere le città romane. Quindi hanno scelto il viaggio sbagliato. È una questione di scelta. Di scelta, ma anche proprio di riflessione, informazione, riflessione. E si continua invece a viaggiare così, un po' a catena di montaggio. Comincia a diventare una questione professionistica l'andare a fare un viaggio adesso. Quasi, sì, più o meno. O meglio, ti piacerebbe che chi partecipa ai tuoi gruppi abbia questo tipo di discernimento iniziale che li porti ad essere... Che però non ci vuole molto, cioè non ci vuole molto, ripeto, la riflessione e l'informazione. Ma... Sai com'è? È molto più facile scrollare delle stories su Instagram anziché aprire un libro o si potrebbe risolvere anche guardando qualche documentario su YouTube, certo, per esempio. Documentari, social, tutto quello che vuoi. Ecco, però l'informazione oggi non manca, la scelta c'è. Io in parte, l'ho detto, lo ripeto, rimprovero abbastanza anche i tour operator e le agenzie che non lavorano, poche lavorano in questo senso.
le trovi un po' scomode, un po' come dire più verso il mero guadagno? Ahimè, Un devono po' sì. sopravvivere anche loro, ecco. Sì, sì, Sì. sicuramente, però... Tu magari ti aspetti che da quelle agenzie di viaggio, da Sì. quei tour operator che ti propongono quella che è Esatto. un viaggio, ci sia effettivamente un contenuto di viaggio e non Esatto. un'offerta E poi, di vacanza. siccome, come hai appena accennato, hai appena detto tu, non tutti si informano, siccome c'è magari una pigrizia psicologica in questo, allora il dovere del tour operator e dell'agenzia sarebbe quello di informare là dove l'utente non si informa. Ecco. Certo, sì. Come fai a scatenare nei tuoi compagni di viaggio questa passione? Beh, durante il viaggio a me piace fare piccoli incontri e Sì. letture, cioè qualche sera, quando la giornata non è stata pesante, o qualche pomeriggio dopo le visite, fare un incontro per approfondire. Un Questo incontro aumenta il libero. valore della Sì, esperienza. qualche lettura magari di qualche autore locale, anche moderno, cioè non solo parlando di cose antiche, magari anche parlando di cose così, autori contemporanei, poeti. Leggi anche qualcosa di tuo? Se il viaggio dipende dal contesto, magari sì, se il viaggio è prettamente archeologico e riguarda alcuni luoghi di cui io parlo nei libri, sì. Tu, appunto, passiamo adesso a questa tua altra professione, comunque collegata, esplori il mondo dell'archeologia e ti interessa fin da bambina. Sì. Sì. Ricordi esattamente il momento in cui hai capito che questa passione stava crescendo in te verso la tua vita, verso la tua professione anche? C'è un episodio, o magari più episodi che potrebbero magari tracciare dei Io ti punti? posso citare il primo perché me lo ricordo. Una domenica mattina mio padre mi portò, penso la prima o la seconda elementare, a vedere il museo archeologico a Bologna e io non volevo più uscire. Ha dovuto trascinarmi fuori a forza. Ricordi magari cosa hai visto nello specifico che ti aveva particolarmente illuminato? Le tombe etrusche, è stata sì. I sarcofagi egizi mi facevano un po' paura, però il fascino c'era e io lì ho avuto questo colpo di fulmine e poi dopo è stato... Devo dire, i genitori anche loro erano appassionati di queste cose, mi hanno contribuito, mi hanno spinta e quindi sono stata fortunata da questo punto di vista. Però lì mi piace molto anche l'arte, però l'arte mi piace, invece l'archeologia è stata proprio un fuoco sacro. E diciamo, quale domanda o quali domande ti hanno reso ancora più coinvolta in questo mondo della ricerca archeologica, del mondo dell'archeologia? Cioè, tradotto, cosa ha reso questa passione così forte per te? Quali sono le domande che ti sei fatta? Tutto quello che non si sa, perché a me piace quello che non si sa. Mi piace leggere libri gialli, infatti, i polizieschi, i thriller, i noir, come si dice oggi. Queste sono le mie letture preferite perché c'è il mistero, no? E l'archeologia è molto mistero. E anche se oggi ci sono infinite tecniche, analisi, eccetera, però molte cose anche la tecnica non riesce a spiegarle. Anche, infatti, l'archeologia si fonda su porsi sempre dei dubbi. Porsi sempre dei dubbi, andare continuamente alla ricerca e soprattutto non affermare sempre. Ma cercare cosa contrasta questa tua affermazione o affermazioni già precedenti. Esatto. E viviamo in un mondo che ci mostra tanto, si svela in tanto, ma ancora nasconde tantissimo. Molto. Sì. Ci sono dei glitch nella timeline storica ancora non spiegati che esistono, che saltano fuori cos'è questo reperto? Perché non casca bene nella linea temporale ortodossa, chiamiamolo così. Esatto, no, hai usato la parola giusta, ortodossa, sì. E di fronte a queste anomalie, l'archeologo o l'archeologa Maria come si pone? Dunque, in generale
gli archeologi che aderiscono al mondo accademico, non sto facendo critiche, ti rispondo semplicemente alla domanda, mi devi svelare delle curiosità. Sì, ecco, sdrammatizzano il mistero, cioè dicono no, qui mistero non c'è, anche dove il mistero c'è. E ti posso fare un esempio? Vai, tranquillo, certo. Poi inseriremo nella sinossi di questa puntata riferimenti sia tecnici che bibliografici a ciò che Maria ci racconta durante questo incontro. Vai, dimmi. Ecco. Allora, faccio un esempio che sarà poi il punto di partenza del mio prossimo libro, che sono i megaliti. Allora, nessuno, e questo è un dato di fatto, nessuno, e ripeto, nessuno è riuscito ancora a capire, ci hanno provato ingegneri, fisici, archeologi, a capire come sono stati costruiti i monumenti megalitici che si trovano nell'Atlantico, nel Mediterraneo, in Sud America. Stonehenge, faccio un esempio a caso, quello più conosciuto, ma Karnak in Francia, le mura di Cusco in Perù, Malta, che parliamo di un posto molto vicino a noi. Nessuno è riuscito a capire, perché nessuno, secondo me, non che io sia più brava di altri, ma cerco di spiegare il motivo per cui l'ortodossia non funziona in questi casi. Questi monumenti sono impressionanti. Chi c'è stato, chi è stato a Malta per esempio. Cito Malta perché è molto vicina a noi ed è sorprendente. Gli italiani la conoscono poco e quando li porto sono veramente sorpresi dalla spettacolarità, da quanto sono spettacolari questi megaliti. E questi monumenti sono stati, nessuno ha capito come queste pietre siano state tagliate, lavorate, erette, trasportate, come si siano creati dei monumenti che vengono chiamati templi, è un po' semplificativo, chiamiamoli pure templi. Comunque questi monumenti straordinari di dimensioni ciclopiche, ecco, nessuno ha ancora capito. Sono stati fatti esperimenti di vario tipo, i giapponesi hanno provato a fare per esempio Stonehenge in polistirolo, è crollata, quindi anche loro non sono riusciti a capire. Ecco, allora questo cosa significa? Significa che loro avevano conoscenze che andavano oltre quello che noi possiamo immaginare, perché per fare questi monumenti non basta il tempo, come mi ha detto una volta un signore che era in viaggio, mi ha detto ma avevano tanto tempo e tanti schiavi. I monumenti di Malta sono neolitici, 4.000-3.000 a.C., non c'erano schiavi, cioè non abbiamo nessuna prova che esistesse lo schiavismo, non avevano animali da tiro, non avevano, ecco, per cui non avevano il cavallo. Gli animali da tiro potevano esserci ma non venivano usati, abbiamo delle tecniche molto rudimentali. Significa che però avevano delle conoscenze matematiche, delle conoscenze di un certo tipo che oggi ignoriamo, che ci sfuggono e che hanno consentito di erigere dei monumenti spettacolari. Faccio un esempio ancora più vicino a noi, i nuraghi sardi. I nuraghi sardi, ci sono degli studiosi più aperti. Ne cito uno, Giulio Magli, che io stimo molto, che è un fisico, che ha scritto dei libri molto interessanti in cui lui si pone il problema, non dà risposte, ma si pone il problema e si chiede come mai in Sardegna 7.000-8.000 nuraghi e non erano fortezze, come ci hanno insegnato, perché non potrebbero funzionare come fortezze. Quindi ci sono, ecco, tutto questo, questa è la parte dell'archeologia che mi affascina di più. Ti consideri tenace? Da questo punto di vista sì. Cocciuta? Un po'. Un po'. Sicuramente appassionata? Sì. Okay. Quali di queste tue caratteristiche personali hanno dato più forza al tuo continuare a realizzarti, a portare avanti quelle che sono le tue idee, le tue convinzioni, le tue passioni, e quali invece ti hanno ostacolata? Ma io credo, allora, la curiosità sicuramente. La curiosità mi ha portata avanti perché una risposta porta a un'altra domanda e via discorrendo, quindi una curiosità molto molto forte. E ostacolata, non saprei, ma probabilmente il fatto di non riuscire ad aderire a una corrente di pensiero diffusa mi ha portato a critiche, ad allontanamenti, questo sì. Hai delle circostanze specifiche? Alcune delle tue teorie o alcune delle tue tesi sono state ostacolate in questo caso, per esempio?
Diciamo che Sto parlando anche dell'approccio di viaggio, sai, non soltanto nella componente archeologica. Allora, nel viaggio direi di no, Ok. perché nel viaggio non... quando si va, anche perché quando si va in viaggio di solito si è sempre accompagnati anche da guide locali, che possono essere archeologi o meno, semplicemente guide, comunque c'è un confronto, per cui le persone che viaggiano interessate possono confrontare le idee mie con le idee degli altri. Ecco, non è il viaggio in sé, non è una visita guidata per esempio a una città romana o a un sito, non è una conferenza, quindi io esprimo il mio punto di vista, la guida può esprimerne un altro, eccetera. Ecco. Dal punto di vista, per quello che riguarda invece i libri che ho scritto in collaborazione soprattutto col mio coautore Widmer Berni, gli ultimi libri che abbiamo fatto, in cui esponiamo appunto delle ipotesi che per l'archeologia accademica sono un po' osè, ecco. Lì chi non aderisce a questo modo di pensare è molto critico, cioè ovviamente il mondo accademico nella maggior parte non condivide, non solo quello che abbiamo scritto noi, ma in generale questo modo di vedere. Tantissimi studiosi affrontano questi argomenti in questa maniera, però tendono a essere ancora abbastanza malvisti. In questo caso ti si pone di fronte il problema del come presentare determinate teorie, nuove ipotesi. Anche là bisogna fare dei distinguo tra quello che è ipotesi e quella che è teoria. Nel vostro caso, che metodo utilizzate per riuscire a argomentare e sostenere ciò che è fuori dal contesto mainstream? Noi quando abbiamo presentato i libri, ho fatto alcune conferenze, eccetera, noi abbiamo sempre cercato abbiamo spiegato che il libro è frutto di ricerca, non di ipotesi nate dal cervello, ma di ricerca e di riflessione. E soprattutto quello che noi abbiamo fatto, che ripeto, è un filone che tanti studiosi stanno seguendo, è quello di non legarci alla materia, alla ceramica, ma andare oltre, cioè cercare quello che è la lingua, la mitologia, cioè altri studi che l'archeologia ha sempre considerato un po' secondari, che invece sono importantissimi. Hai detto appunto che ti interessa andare oltre le barriere imposte dal mondo accademico, dal mondo appunto ortodosso di interpretazione di quella che è l'antichità del mondo, l'antichità dell'uomo, l'antichità delle civiltà. Concretamente cosa vuol dire? Concretamente vuol dire appunto... Cioè, cosa fai? Faccio ricerche che però non... ti faccio un esempio pratico per rispondere meglio. Sì. Una volta, quando abbiamo presentato il primo volume del libro, Una nuova preistoria umana, una signora molto brava, molto interessata e tutto, ci ha detto: ci avete raccontato tante cose interessanti sui popoli del mare, sulle vostre ipotesi, ma la pistola fumante c'è? E io le ho risposto e le ho detto: ci sono molte pistole fumanti, però bisogna cercarle. Non c'è l'isola di Atlantide che affiora, ma ci sono tanti dati letterari, linguistici, mitologici, anche archeologici in parte, ma anche legati ad altre discipline che ci fanno vedere che è possibile che Atlantide sia esistita davvero. Adesso veramente hai dropped the bomb in questo momento. Di cosa stai parlando? Sto parlando... E di cosa parli nel tuo libro? Sì, allora nel libro parlo al plurale perché l'abbiamo scritto in due, no? Gli ultimi due. Ecco, sì. Allora noi il fondamento del libro è che non è come ci hanno insegnato ex oriente lux, in parte, non tolgo nulla alle grandi civiltà del Medio Oriente, ma in realtà è esistita una civiltà atlantica molto molto antica che a un certo momento è stata non improvvisamente, ma in più fasi o gradatamente, questo è tutto da appurare, ma ci sono le prove geologiche, che è stata in qualche modo sopraffatta da eventi climatici, da catastrofi, che si è spenta e dalla quale è nata una diaspora di popoli, una diaspora di civiltà.
che hanno gettato dei semi. Quindi la civiltà che noi, cioè il concetto di rivedere le origini della civiltà e come si è svolta la preistoria, che già è una parola grossa che andrebbe spiegata, eccetera, consiste proprio cioè, ci ha portato a studiare quello che era un mondo atlantico che è sempre stato ignorato, che continua a essere ignorato e che invece è stato molto importante. E la civiltà megalitica ne è una prova, l'ho citata prima. E quali altre prove ci sono? Prove sono... Perché abbiamo parlato di prove anche narrative, nel senso che la mitologia appunto l'hai chiamata in causa prima e è un qualcosa che ci può aiutare a immaginare cosa è potuto essere tramite dei segnali narrativi, ecco, che noi dobbiamo essere in grado di poter interpretare, di poter tradurre in ciò che non è una pistola fumante, ma è abbastanza tiepida. Ecco. Allora, io ti ripeto ancora, mi scuso se mi ripeto, ma è molto importante. No, a me va benissimo. Cioè, la civiltà megalitica si ritrova con le stesse tecniche, anche si ritrova da una parte all'altra dell'Atlantico. Esiste addirittura uno studioso giapponese, ha portato avanti degli studi interessanti e ha verificato che esiste una yarda megalitica, cioè un'unità di misura comune a tutte queste. Ecco. Ci sono tracce linguistiche fortissime, comuni ai due lati dell'Atlantico, per esempio. Ecco, questo è già qualcosa. Poi qui ne accenno brevemente perché ne parlerò nel prossimo libro in maniera approfondita, quindi accenno così. Spoiler welcome. Sì, ecco, esatto. No, abbiamo parlato anche di mitologia. Il mito della Gorgone e l'iconografia della Gorgone, la Gorgone Medusa, che già nella nostra cultura di origine, nella nostra cultura classica, chiamiamola così, è molto forte come immagine, eccetera, e si ritrova molto anche in America del Sud. E questa cosa, allora ho cercato di seguire un po' le tracce di tutto questo, e poi queste sono le cose ancora che appunto approfondirò in futuro, poi ce ne sono anche altre, sto seguendo anche delle piste a livello linguistico. E poi lì il mio collega Berni ha approfondito moltissimo proprio la tematica dei popoli del mare. I popoli del mare non arrivavano da Oriente ma arrivavano da Occidente, perché l'Oceano Atlantico, per Oceano Atlantico intendo anche le coste, intendo le coste della Spagna, dove c'era questo regno di Tartesso molto citato da tutti i testi, anche dalla Bibbia, che però viene un pochino ignorato, messo da parte. Quindi esistevano questi popoli che però avevano una matrice, un'origine occidentale e non orientale. E non è a caso, appunto, ritorno, poi giuro che non ne parlo più, i megaliti, i monumenti megalitici sono tutti in un'area occidentale, tranne quelli scoperti di recente in Turchia, Göbekli Tepe, ma un altro discorso che ci porterebbe lontano. Ci porterebbe in Turchia. Ecco, ci porterebbe in Turchia. Quindi sto cercando di seguire queste piste che abbiamo già in parte così affrontato. Il lavoro va avanti, poi il mio collega ha approfondito molto la civiltà egizia, io sono meno esperta di Egitto, ecco, io mi sono concentrata più su queste civiltà dell'America del Sud e della Mesoamerica, che sono di un fascino incredibile e delle quali si sa ancora poco. Quindi quanto ancora bisogna continuare a interrogarsi sul passato e quanto interrogarsi sul passato ci aiuta a capire meglio il presente, ma un passato che è tanto passato, nel tuo caso. Allora, quanto bisogna interrogarsi? Molto. Quanto il passato possa aiutarci a capire il presente è una domanda difficile, anche perché a quanto pare le esperienze storiche non insegnano molto. Quello che si potrebbe, cioè quello che gli studiosi faticano ad accettare sono due cose. Una è che l'uomo è stato, cioè che la storia dell'uomo va rivista, la storia dell'uomo, anche dell'uomo da Neanderthal, dal Sapiens, cioè va rivista perché con dei criteri diversi, cioè staccarci dall'idea dello scimmione che evolve, poi diventa un cacciatore paleolitico e poi diventa un agricoltore neolitico, non ha funzionato così.
Prima ho citato Göbekli Tepe, a Göbekli Tepe c'è la prova di tutto questo, poi dopo se vuoi ne parliamo. Molto volentieri. Ecco, e l'altra cosa, anche questa fanno fatica molti studiosi ad accettarla, invece è una cosa scontata, come dicono i francesi, ça va de soi, va da sé, il fatto che l'uomo navigava, che i mari, gli oceani hanno sempre avvicinato, unito, non unito ma avvicinato, comunque approcciato le varie civiltà e non le hanno divise. Cioè noi siamo cresciuti con l'idea che viaggiare vuol dire la strada, ma la strada non c'era. Già molti viaggiatori del Grand Tour viaggiavano lungo fiume e non per le strade, perché come ha scritto qualcuno c'erano briganti e animali. Quindi diciamo la via acquatica, oceano, mare, lago, fiume, era quella più. E non ha mai ostacolato. Con le dovute e corrette tecnologie. Certo, però... essendo disponibili. Sì, l'Australia è stata colonizzata 50.000 anni fa con dei catamarani, più o meno. Certo. Quindi vuol dire che c'erano dei catamarani. C'erano i catamarani, sì. Passiamo al passaggio del testimone. Questo podcast propone ispirazione, propone consigli, propone testimonianze. Tu testimonianze ne hai portate, hai descritto appunto quello che è un tuo modo, metodo, missione nell'approcciare la storia, l'archeologia, il viaggio nei luoghi storici, il viaggio nella cultura, nella storia, scusa, li sto usando come sinonimi, sì, certo, so sì, essere difficili da rendere, diciamo, facili da inserire all'interno della stessa frase, ma permettimelo, ok. Se un giovane appassionato fosse affascinato dall'archeologia e fosse affascinato dalla storia, cominciasse a farsi le domande giuste, quelle che tu definiresti domande giuste, quale sarebbe il primo passo che dovrebbe fare? Di contro, se tu riconoscessi dei talenti in qualche giovane appassionato di storia, appassionato di archeologia, che caratteristiche cercheresti o che caratteristiche richiederesti in lei o lui per poterti accompagnare, per poter diventare? Una, l'hai detta tu, è la curiosità. La curiosità è fondamentale. La curiosità prima cosa, è proprio la prima che deve essere presa in considerazione. Okay. Però c'è una curiosità estensiva e c'è una curiosità selettiva. Oltre a questa, che immagino sia la tipologia di curiosità che tu ricerchi, nel senso una curiosità pensata, una curiosità ragionata, una curiosità che anche accetta di essere parte di una preparazione, cos'altro? Sicuramente la tenacia, perché non è una strada facile. Sì. Quando io studiavo non era facile, ora non lo so, forse ci sono metodi diversi, strutture diverse, per cui forse, diciamo, prima era una cosa, studiare l'archeologia sembrava una cosa un po' d'élite, no? Era una cosa un po' strana. Ora, dovevi permettertelo, ecco, anche. più che altro voleva dire non essere sicuri di avere un lavoro. Ecco. Oggi spero che questa mentalità sia superata, non che sia facile trovare un lavoro, però oggi esistono tante strutture, per esempio prima ce n'erano poche, ora ce ne sono molte di più, le cooperative di scavo, le cooperative di ricerca, quindi si può lavorare in equipe in maniera più strutturata. Ecco. Però rimane comunque un lavoro se uno vuole affrontare, perché archeologia vuol dire scavo, ma poi vuol dire ricerca, vuol dire museo, vuol dire mostra, vuol dire conferenza, vuol dire... Ecco. Allora, lavorare in museo, non che le cose siano separate, lo scavo in sé è molto faticoso, anche se è organizzato, strutturato, eccetera, è faticoso. E più non è che sia faticoso perché si debba usare la pala, perché al contrario, quando si devono scavare degli strati mesolitici con delle cose piccoline, secondo me è ancora più faticoso. Ecco. E poi c'è l'interesse soprattutto, ecco, e poi deve esserci
la seconda fase, che è quella museale, cioè il reperto in sé non serve a nulla, è che poi tutto va musealizzato, tutto va esposto e soprattutto tutto va spiegato. Spiegato. Adesso direi il vantaggio che possono avere i giovani che affrontano questa disciplina e poi questo lavoro è proprio il fatto è proprio il tipo di museo, la tipologia museale che è molto cambiata. Ora stanno nascendo sempre di più musei didattici, musei dinamici che si distaccano da quelli che erano i vecchi imprinting dei musei espositivi, sistemi espositivi più a volte con delle gran criticità, e non è che dico che sia facile o che vada sempre bene, però c'è più respiro. Ricordo sempre che tante scoperte sono state fatte su oggetti che erano già esposti in museo. Quindi sì, non è soltanto... E non erano stati spiegati investigati o studiati, nel modo esatto. corretto. Questo rimane sempre parte del metodo di approccio, del come, appunto. Sì. Ti ho chiesto tante volte, ti ho fatto tante volte la domanda come, in vari settori, in vari momenti, ecco. È un come si affronta la storia, un come si affronta un viaggio, che poi diventa un come si affronta un viaggio nella storia, o nelle storie, perché no? Si può usare il plurale. Sì. Si può usare il plurale. Ci hai raccontato cosa può insegnarci davvero lo studio del passato, ovviamente può essere ulteriormente esplorato come concetto, e ci hai detto anche qual è secondo te la differenza tra viaggio, o meglio vacanza, e viaggio culturale. Mettiamoci anche questo aggettivo in fianco. Una domanda invece un po' più di ampio respiro, dopodiché appunto passerò a quello che è il nostro question time, perché abbiamo una domanda che ti è stata lasciata da uno dei nostri ospiti precedenti, è abbastanza grande, ok? In questo caso ti chiedo qual è, o meglio, perché il turismo di massa sta diventando un problema globale. Il turismo di massa sta diventando un problema globale perché un po' alcuni motivi li abbiamo già detti. Il non rispetto per la cultura altra. Ecco. Il non rispetto, in molti casi, io non sono una esperta di ambiente, di ecologia, mi piace molto, mi interessa, non sono un'esperta, ma il problema dell'ambiente, il problema dell'inquinamento, il problema dell'approccio con i luoghi che si vanno a vedere, i problemi poi sono emersi e se ne parla molto. Porsi la domanda, molti soprintendenti, non solo in Italia, si pongono la domanda se fare o no il numero chiuso. Problema Pompei, perché il turismo di massa in qualche modo devasta, non voglio sembrare critica, però è così. Machu Picchu rovinata. Non è rovinata, ma rischia. Perché sono milioni. Torniamo sempre al discorso turisti. del valore, quindi quel valore commerciale che viene dato all'attrazione culturale storica non corrisponde al valore reale di quella attrazione. Esatto, allora ovviamente mi sono sentita dire è brutto, cioè non puoi proibire, a chi proibisci di viaggiare? Con che selezioni? Devi selezionare? No, non si può, no. Ma la preparazione sarebbe importante. E poi io non sono così critica nei confronti del numero chiuso, non sono così critica, perché purtroppo questi patrimoni che abbiamo, parlo di tutto il mondo, cioè l'accesso a questi patrimoni va limitato, va dilazionato. Il turismo di massa può fare male, sì, può fare male, e anche perché contribuisce a trasformare alcuni aspetti autentici. Primo che mi viene in mente, la funzione degli sciamani presso certe popolazioni che esistono ancora e sono dei veri sciamani, dei veri curatori, curanderos come si chiamano in America Latina, ecco. Noaid, tra i Sami. Ecco, tra i Sami, che poi alla fine si turisticizzano, uso un termine forse improprio, ma si adattano e fanno quello che piace al pubblico.
e questo non va bene. E questo Perché non va bene. ne viene tolta Sì. natura, la cultura, la Sì. originalità, l'autenticità. Sì. Bene, ti faccio una domanda. Ok, Mentre tu pensi volevo alla prossima. aggiungere Sì. solo una cosa che mi sono dimenticata prima, che è molto importante, che l'altro aspetto, l'ultimo aspetto che va rispettato e che spesso non viene rispettato è la povertà. Si visitano molti paesi e diciamo, il turista spesso disprezza, si trova a disprezzare la povertà, a stupirsi della povertà e ad avere un senso di rigetto verso questa povertà, proprio perché non è preparato. Poi esistono vari livelli di povertà, ci sono livelli di povertà legati all'alimentazione, eccetera, altri legati semplicemente a una vita modesta, più umile, come quella, adesso parlo di un luogo che conosco, delle Ande, dove c'è da mangiare, nessuno ha fame, ma il tipo di vita è molto modesto, molto spartano, fuori dalle città. Ecco, e questo a volte sciocca ed è sbagliato, ok? Cara Maria, cosa hai fatto nella tua vita contro il giudizio degli altri che ad oggi rifaresti altre 1000 volte? Posso pensare un secondo? Certamente, certamente. Puoi pensare anche 3 secondi se vuoi. Ti rilego la domanda. No, è ben chiara la domanda. Vuoi l'aiuto del pubblico? Viaggiare anche da sola, Mhm. andare all'estero un po' all'avventura, cercare lavoro. Adesso è più che normale, ma non lo era un po' di anni fa. Un po' di 30 anni fa sì. non era normale. Questa è probabilmente una chiave di volta non indifferente. Prendere l'iniziativa anche contro il parere, diciamo, contrario Sì. di chi ti sta attorno. Maggiori ostacoli da un punto di vista li hai trovati nella tua famiglia? Mi pare di capire no, perché No, la famiglia molto... assolutamente no, per fortuna. Ma una cosa un po' generale. Allora l'Erasmus non c'era, dopo è nato, adesso sembra che sia normale, tutto... Ma allontanarsi da casa, andare un po' all'avventura, all'estero, allora anche i paesi dell'Europa venivano visti un po', era tutto diverso. Anche cambiare regione, mi viene da dire. Forse anche cambiare regione, sì, forse anche quello, sì. Ti lascio formulare la domanda per uno dei nostri prossimi ospiti e colgo l'occasione per lasciarti del tempo e ringraziare tutti voi che continuate a seguirci, chi tra i nostri ascoltatori non ha ancora per sbaglio magari cliccato sulla campanella o il tasto follow che vedete appunto qui sotto, fatelo ora. Verrete aggiornati su questa e le nostre prossime puntate. Ringrazio come sempre chi ci supporta da un punto di vista tecnico, Alchimie Venete, nelle persone di Riccardo, Luca, Paola e Frank che coordina il progetto di Campus Cast British School Bassano. Grazie a tutti, grazie a Maria. Grazie a voi, è stato molto piacevole, molto interessante, una chiacchierata veramente bella. Alla prossima puntata e al prossimo vero viaggio. Al prossimo vero viaggio, perfetto. Si spengono le luci, tacciono le voci e nel buio senti sussurrare.